Il Palazzo della Ragione o Palazzo del Comune porta la storia della vita politica della città dai tempi della signoria scaligera. Risalente infatti al XII secolo, la Domus Communis era la sede delle magistrature del comune. Durante i secoli le funzioni dell'edificio sono state molteplici. Tra le più importanti va ricordato che il palazzo ha ospitato il collegio dei notai, il dazio della seta, la cassa di risparmio e la pretura. Questi vari utilizzi hanno determinato di conseguenza continui cambiamenti nelle forme architettoniche, che mano a mano modificavano l'aspetto esterno ed interno dell'edificio. Ad esempio, durante la dominazione viscontea, a cavallo del 1400, sono state fortificate le prigioni dei piani più alti e le 4 torri poste sui 4 angoli. Di queste, oggi possiamo notare solamente la possente torre affacciata su Piazza Erbe e via Cairoli e la torre dei Lamberti. Sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia, invece, il complesso diventa anche luogo di scambi commerciali. Il cortile interno, difatti, porta anche adesso il nome di Cortile Mercato Vecchio, in memoria dei tempi passati in cui vi si trovavano magazzini del sale e dei cereali. In questo periodo viene costruita anche la celebre Scala della Ragione, elegante scala in marmo di Verona che simboleggiava la volontà da parte dei poteri politici, situati ai piani più elevati, di comunicare con il livello terreno del popolo. Un concetto ammirevole che verrà riproposto in varie forme nelle architetture signorili e pubbliche per tutto il Rinascimento. Il complesso del Palazzo della Ragione è visitabile da chiunque volesse percorrere le meravigliose sale del potere politico passato, o da chi fosse curioso di ammirare dalla cima della Torre dei Lamberti l'intera città di Verona, e infine da chi sapesse apprezzare la collezione d'arte moderna della città, ospitata negli spazi espositivi del palazzo.